Mister, una partita che si era messa bene dopo i primi 45 minuti, poi nella ripresa c'è stato forse troppo Cesena. Come la motiva questa sconfitta? Ma la verità è che queste partite qui per vincerle devi avere grande fame, grande voglia di arrivare in fondo. Loro probabilmente hanno avuto più fame di noi e quindi questa è la motivazione, nel senso che quando tu giochi queste partite e per vincere queste partite devi sbagliare poco, devi arrivare primo su tutti i palloni, devi vincere i duelli. E invece noi oggi siamo mancate completamente da quel punto di vista lì. Io sono convinto della nostra squadra, una squadra che può tranquillamente giocare per vincere questa partita. È chiaro che quando fai delle partite come oggi poi diventa difficile, nonostante questo, vedi, perdiamo 4-3, alla fine abbiamo avuto anche la nostra occasione per provare a pareggiarla, quindi sicuramente il Chievo solito avrebbe potuto giocare per vincere, però oggi è andata così, ecco. E ha parlato di intensità, una partita molto intensa, una partita a tratti anche confusionaria e in alcuni casi è sembrato subentrare anche del nervosismo. Può spiegarci sotto questo punto di vista Secondo come l'ha vissuta? me il primo tempo noi abbiamo sbagliato veramente tanto tecnicamente e purtroppo quando tu sbagli tanto una squadra come la nostra chiaramente esce un po' da quelle che sono le proprie abitudini, ecco, il nervosismo magari perché non vengono le cose allora poi ti nervosisci, però la realtà è che tu vai nello spogliatoio 2-1 a fine primo tempo, nel secondo tempo prendi il secondo e il terzo gol veramente brutti perché due palle che saltano in area di rigore che non attacchiamo, è normale che quando poi non attacchi quelle palle loro ti fanno gol, ma la realtà è, dei fatti è che devi avere fame di vincere queste gare, loro hanno le loro motivazioni perché vogliono stare là su più possibile, ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni, i nostri obiettivi da raggiungere e se siamo quelle di oggi potenzialmente possiamo perdere con tutte, se invece siamo quelle che abbiamo visto fino alla settimana scorsa, come dico sempre, possiamo vincere con chiunque, anche contro questo Cesena. E infine un'ultima domanda, sotto il punto di vista tattico avete sofferto particolarmente sulle fasce, in particolar modo sulla vostra sinistra dove molto spesso si è inserita Lonati, con Pistolato che è andata più volte in difficoltà. Concorda con questa visione? Ma noi sapevamo che loro usavano tanto la zona loro di destra per il loro sviluppo offensivo, però la realtà è che è sempre un discorso di atteggiamento e quando loro possono tranquillamente far partire una palla lunga per Lonati perché noi magari più avanti non siamo usciti in pressione, ci siamo arrivati in ritardo, nel secondo tempo abbiamo perso praticamente tutte le seconde palle, invece nel primo tempo quando poi siamo andati sotto 1-0 vincendo anche le seconde palle siamo riusciti a creare sempre le situazioni, le abbiamo pareggiate e poi ripresa. Ma questa era una partita che giocando con un pochino più di qualità tecnica, con un pochino più di cattiveria, con un pochino più di fame, cosa che abbiamo sempre avuto e che oggi per la prima volta nell'anno ho visto mancare, avremmo tranquillamente potuto vincerla questa gara, giocare per vincere. Invece come ho detto prima, se siamo quelle di oggi potenzialmente possiamo perdere contro chiunque, quindi ci dobbiamo dare una sveglia perché il nostro campionato non è assolutamente finito, anzi dobbiamo capire che siamo in un momento della stagione dove possiamo e dobbiamo guadagnarci ancora tutto e potenzialmente possiamo ancora arrivare a decimi, quindi visto che non vogliamo buttare via quello che di buono abbiamo fatto fino adesso, dobbiamo ripartire subito la settimana prossima, visto che poi avremo la settimana con le 3 partite consecutive, ma c'è bisogno di dare tutte qualcosa in più perché la stagione non è finita, anzi in questo momento dobbiamo ancora andarci a conquistare quello che poi vogliamo. Grazie mille, mister. Prego. Mister, Cesena trova la seconda vittoria consecutiva, quest'oggi sudata contro un Chievo che è sempre rimasto in partita, primo tempo complicato, terminato in svantaggio, poi la seconda parte di gara c'è stato poco da fare per le ospiti, grandi sprazzi di calcio, Cesena che porta a casa 3 punti importantissimi. Sì, hai ragione, hai detto partita bellissima per me, è la più bella partita della giornata a mio avviso, fra due squadre che giocano a calcio, che accettano il duello sull'uno contro uno. Il Chievo sapevamo che è una squadra che non rinuncia mai a giocare a pallone e che punta tutto sui duelli. Primo tempo siamo partiti bene, poi l'1-2 un po' l'abbiamo accusato, siamo rientrati in partita sul finire del primo tempo e nello spogliatoio ho detto alle ragazze che ho rivisto per certi versi la partita d'andata dove non vincevamo i duelli, loro entravano più decise di noi e questo non potevamo permetterlo perché se continuavamo così la partita l'avremmo persa meritatamente. Invece al secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, secondo me abbiamo dominato il secondo tempo, a parte gli ultimi 5 minuti al cardiopalma che mi hanno fatto passare, però devo dire che abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo sbagliato gol sotto porta, abbiamo rubato tante palle, abbiamo avuto delle giocate importanti, abbiamo lottato e questo è un merito perché oggi siamo sicure
di essere al quarto posto. Il Chievo ha 19 punti da noi, anche il Verona matematicamente 16 e finirà dietro di noi, e questo secondo me a inizio stagione nessuno lo pensava ed è giusto ricordarlo, perché si dà un po' tutto per scontato, ma le ragazze arrivare fra le prime 4 in questo campionato vuol dire che stanno facendo tanta roba per il momento. Una domanda invece sull'esclusione di Secchi dall'11 iniziale e la motivazione di questa scelta? Scelta tattica e non solo, perché Martina in questo momento non è al 100% fisicamente e deve rientrare dal punto di vista fisico e mentale, deve allenarsi ad alto livello ancora per poter giocare partite di questo livello fisico anche, quindi oggi non l'abbiamo rischiata, ma sono sicuro che da qui a fine stagione ci tornerà molto utile nelle partite che avremo, perché adesso comincia una settimana, avremo davanti a noi una settimana per lavorare, poi 7 giorni di fuoco, perché andiamo a Genova, a Terni, insomma, bello da vivere. Hai anticipato un po' la mia ultima domanda, perché adesso vi aspetta il Genoa e guardando la classifica parliamo di due squadre, di una squadra che ha lo stesso livello del Chievo, quindi sarà una partita difficile. Genoa che anticipa poi quello che sarà lo scontro diretto contro la Ternana. Come vivrete le prossime 2 settimane? Intanto vediamo come usciamo da questa battaglia sicuramente, perché oggi è stata una battaglia, quindi qualche acciacco ce l'avrà sicuramente, che domani valuteremo, però niente, noi dobbiamo vincere se vogliamo provare a star lì e andare a giocare la partita con la Ternana, insomma, scontro diretto, quindi dobbiamo lavorare per vincere e andare a Genova sapendo che è un campo difficile, sapendo che è una squadra anche quella che gioca a calcio, sapendo che ha una grande rosa, quindi bisogna lavorare bene e prepararsi, ma non abbiamo altra scelta. Se vogliamo stare lassù e provare a carezzare questo sogno, che veramente a inizio stagione era per molti utopia, bisogna che andiamo là con la voglia di vincere e la stessa cattiveria agonistica che ho visto oggi, perché le ragazze sono state veramente molto in partita per cercare di vincerla a tutti i costi, e questo è quello che serve da qui alla fine. Grazie mille mister. Grazie a voi. Elena, una grande vittoria quest'oggi, dopo un primo tempo complicato siete riusciti a risolverla nei secondi 45 minuti con sprazzi di grande calcio e anche con grande intensità. Una tua visione sulla gara? Allora, ci aspettavamo una partita di questo tipo, sapevamo che non era una partita facile, anche visto il 2-2 dell'andata che ci ha sicuramente dato maggiori stimoli per affrontarla nel modo giusto e per credere ancora di più nella vittoria. E sapevamo appunto quello che andavamo incontro, siamo state brave prima all'inizio a mettere la partita dalla nostra parte, abbiamo poi sofferto, ma da grande squadra quale siamo riusciti a ribaltarla e a portare a casa questa vittoria che per noi era importantissima. Una vittoria di carattere, si è visto il gruppo forte che vi lega, immagino si costruisca allenamento dopo allenamento, poi confermare quanto appena detto. Assolutamente sì, dal primo giorno che ci siamo incontrate al primo giorno di allenamento della stagione qualcosa ci ha subito legato e sin dall'inizio abbiamo fatto del gruppo, della squadra un valore aggiuntivo, e questo partita dopo partita sta crescendo sempre di più. Quindi anche l'emblema di questo gruppo è che ogni gol tutte vanno a risultare con tutte. Adesso mancano 5 gare alla fine del campionato, la lotta per la Serie A è ancora tutta da decidere. E cosa serve a questo Cesena per continuare a sognare? Crederci, credere in quello che facciamo, continuare a testa bassa, lavorare con umiltà. Adesso ci aspetta una settimana molto impegnativa, ma siamo pronti per affrontarla, e da qui alla fine dell'anno saranno tutte finali, quindi noi siamo pronti per giocarli. Grazie Elena.